Amici appassionati di futsal, buonasera e ben ritrovati dal Pala Olgiata di Roma. Il saluto vi arriva da Mattia Esposito, quinto atto di questa Serie A, quinto al Pala Olgiata si sfidano Roma e Napoli, una partita molto importante per entrambe le squadre che per motivi diversi vogliono assolutamente conquistare i 3 punti in classifica. Una Roma che dopo un periodo tutto sommato difficile è andata a vincere prima della sosta una partita pesantissima sul campo della Meta Catania, sicuramente un segnale di reazione importante da parte dei ragazzi allenati da Fabrizio Reali. Napoli che invece dopo aver vinto la pazza partita, lo Sky Match per 3-2 contro l'Eco City Genzano, è incappato in un pareggio interno, quindi a caccia di continuità anche Gianfranco Angelini che ritrova Pelesigno, ultima aggiunta in maglia oggi bianca con strisce azzurre per il Napoli. Roma che invece, a proposito di giocatori ritrovati, dopo la squalifica recupera Sarmiento tra i pali, Sarmiento che aveva lasciato campo a Ducci nella vittoria della Roma per 2-1 sul campo della Meta Catania. Ducci che nel frattempo si è trasferito alla Sandro Abate, dunque di fatto quella con la Meta è stata l'ultima partita di Ducci con la maglia della Roma. Fortino, Isgro, Cutruneo, Lucio Avellino e Sarmiento in quintetto per la Roma. Grasso, Pelesigno, Guillermao e Lucas Bolo insieme a Yuri Bellobuono. Invece per Ciccio Angelini sarà la Roma a gestire il primo possesso di questa partita. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5, potete commentare, seguire, ovviamente commentare la diretta e più avanti vi chiederemo anche di votare quello che secondo voi è il migliore in campo. Vi dobbiamo anche gli arbitri di questa sfida, che sono Dario Pezzuto di Lecce, Nicola Lacrimini di Città di Castello. Al crono siede invece Vincenzo Cannistra della sezione di Catanzaro. Come detto, tutto pronto al Pala Olgiata, sarà della Roma il primo possesso di questa partita. Campionato che riparte con questa quinta giornata dopo la sosta. Questa è anche la prima gara della quinta giornata. C'è qualcosa da sistemare al tavolo del cronometrista. Vediamo se siamo finalmente pronti per incominciare qui al Pala Olgiata. Arbitri a colloquio adesso con Gianfranco Angelini sulla panchina del Napoli. Ok, adesso sì che è tutto pronto, abbiamo visto il cenno degli arbitri, si può finalmente incominciare. Abbiamo detto il primo possesso sarà della Roma. Rodolfo Fortino sul punto di battuta. Eccolo il fischio, è iniziata Roma-Napoli al Pala Olgiata. Subito la pressione di Lucas Bolo con Avellino che si appoggia su Sarmiento. Avellino alza la testa, cerca una linea di passaggio. Cutroneo in buca di prima, tocco della difesa. Sarmiento con le mani, forte da Rodolfo Fortino. Pallone intercettato dall'eroe della vittoria del Napoli contro l'Eco City, ovvero Renzo Grasso, autore di una tripletta che negli ultimi praticamente 3 minuti e mezzo ha ribaltato la partita e consegnato la vittoria al Napoli. Qui Isgro, contenuto da Guillermao, si trascina il pallone in rimessa laterale, rimessa della quale si incarica Lucas Bollo. Scambio con Grasso, Bollo va da Yuri Bellobuono, pallone lungo a cercare Guillermao. Sarmiento regna all'interno della sua area di rigore, con i pugni allontana in rimessa laterale. Chiaramente quella di andare a cercare subito la posizione profonda di Guillermao è una soluzione che il Napoli proverà ad esplorare in questa partita. Bolo si appoggia indietro su Grasso che calcia con il piatto in 2 tempi. Sarmiento blocca il pallone, prova ad andare lungo da Rodolfo Fortino. Ovviamente per la Roma vale un po' lo stesso discorso. Qualora il Napoli dovesse negare la prima uscita palla al piede alla Roma, Sarmiento può andare a cercare in avanti Rodolfo Fortino.
Avellino per Cutruneo, che si era inserito con i tempi giusti, ha ciccato però il pallone con il mancino. Il giocatore della Roma, potenziale occasione per i giallorossi. Grasso, bello buono, guadagna un po' di campo, prova ad imbucare per Guillermao. L'anticipo secco di Lucio Avellino. Molto interessanti i duelli individuali in questa partita, quello tra Avellino e Guillermao da una parte, tra Grasso e Fortino dall'altra parte del campo. Bolo all'indietro da Grasso, Pelesigno, Bolo, Pelesigno apre e trova Grasso. C'è stato il tocco di Rodolfo Fortino, sarà rimessa laterale in favore del Napoli. 1 minuto 12 secondi andati nel primo tempo, ovviamente ancora 0-0, nessuna occasione da segnalare in questo avvio da una parte e dall'altra. Rimessa laterale in arrivo per il Napoli con Lucas Bolo. Pallone dentro per Pelesigno che scappa alle spalle di Cutruneo, non riesce però, anche grazie all'uscita di Sarmiento, a girare in porta il pallone. Sarmiento lungo, bello buono, blocca all'interno della sua area di rigore, poi vuole Grasso corto, alla fine preferisce andare lungo da Pelesigno, ben contenuto da Lucio Avellino, da un portiere all'altro. Sarmiento proverà a dare impulso all'azione della Roma. Pallone per Cutruneo che controlla con il mancino e scarica su Lucio Avellino, viene indietro a dare ariosità alla manovra della Roma Rodolfo Fortino. Grasso, Fortino stavolta spazza senza pensarci troppo, pallone che arriva in postazione telecamera. Sarà rimessa laterale per il Napoli. È pronto sempre Lucas Bolo ad incaricarsene. Guillermao apre per Grasso. Bolo cambia lato, Pelesigno alza la testa, vuole Guillermao. Fortino prima di lui in due tempi addomestica il pallone e scarica su Lucio Avellino. Isgro, se ne sono andati i primi due di questo primo tempo, ancora 0-0. Isgro surplus, sfidare Guillermao, poi apre per Avellino, dentro da Cutruneo, sfuma questa azione della Roma. È ripartito il Napoli con Pelesigno. Bolo dentro da Guillermao, anticipo secco di Lucio Avellino. Isgro controlla il pallone, calcia Isgro, ha provato a liberare il destro Antonino Isgro, pallone lontano dallo specchio di porta, difesa da Yuri Bellobuono. Bolo, Pelesigno porta il pallone, va a contenerlo Rodolfo Fortino. Bollo dentro da Guillermao, troppo forte il pallone di Lucas Bolo che chiedeva a Pelesigno già in precedenza di provare a servirlo. Isgro, pallone per Avellino. Grasso in anticipo su Cutruppi appena entrato in campo, poi Cutruppi in modalità quasi zainetto su Grasso, netto il fallo, primo di squadra per la Roma. Grasso ha già rimesso in moto il Napoli. Bolo in buca per Guillermao che era scappato stavolta alle spalle di Avellino, ha provato la correzione di testa che non è andata però a segno per quello che probabilmente è uno dei migliori pivot di questo campionato, sicuramente il duello a distanza tra Guillermao e Fortino è molto molto interessante. Qui Cutruppi non riesce a tenere in campo il pallone, sarà rimessa laterale per il Napoli. 16:55, 0-0. Bolo prova ad andarsene in banda su Isgro che lo contiene, recupera e prova a strappare, finisce a terra Isgro, non c'è fallo di Lucas Bolo e occhio qui a Guillermao, l'uscita di Sarmiento. Isgro prova a mettere pressione, Grasso prima di lui, sul rimpallo arriva Cutruppi che serve ancora Isgro, prova a cercare un po' di luce per calciare, poi si ferma, alza la testa, vuole Rodolfo Fortino, pallone toccato da Grasso, sarà rimessa laterale per la Roma. Si scaldano un pochino gli animi con la Roma che chiedeva il fallo in precedenza su Isgro.
Avellino. Isgro in buca, Grasso anticipa, Bolo non ha una linea di passaggio e allora si mette in proprio, apre il sinistro, pallone deviato, rimessa in arrivo per il Napoli. Pelesigno si fa vedere per una soluzione corta Lucas Bolo. Pelesigno va dritto in porta, trova attento Sarmiento che blocca il pallone e poi prova a rimettere in moto Cutruppi all'interno della sua area di rigore, blocca il pallone Yuri Bellobuono. Guillermao, duello insolito con Rodolfo Fortino, difende il pallone Guillermao che prova a girarsi, supera Fortino e poi arriva provvidenziale l'aiuto di Isgro. Se n'era andato bene Guillermao. Bolo la mette dentro, una deviazione, rimessa Napoli. (15:53) sul cronometro. Bolo dentro da Guillermao e poi Avellino senza pensarci su troppo sparacchia il pallone direttamente dalla parte opposta del campo, rotazione per Gianfranco Angelini. Dentro anche Capitan Perugino. Bolo prova a cercare Guillermao. Minuti per Camella. Oltre a Perugino appena entrato in campo per il Napoli Ceccarelli, altro prodotto del settore giovanile della Roma al pari di Cutruneo. Avellino ha spazio per calciare, prova ad aprire il destro, pallone sull'esterno della rete e rimessa dal fondo per Yuri Bellobuono. Eccolo Camella che va a giocare corto, il pallone per Varela, anche lui appena entrato in campo. Perugino, Camella, Perugino in buca dentro, l'anticipo secco di Avellino che prova ad aprire per Cutruppi che riesce ad arrivare in qualche modo sul pallone, calcia la deviazione, poi Biscossi alimenta l'azione della Roma. Sarmiento dentro da Ceccarelli che non riesce a controllare il pallone e Napoli che potrà riprendere fiato e ripartire da una rimessa laterale mentre se ne sono andati i primi 5 minuti del primo tempo. Ancora 0-0, ma direi pochissime emozioni in questo avvio di gara al Pala Olgiata. Pallone lungo di Bellobuono, Sarmiento blocca, Roma che gestisce il possesso. Cutruneo, buon taglio in diagonale per Ceccarelli, dentro anche Ricardinho per Fabrizio Reali. Biscossi a battere la rimessa, va dritto in porta. Sfuma anche questa chance per la Roma, dentro anche Saponara per il Napoli, qui bravo a contendere il pallone, poi sbaglia il controllo Varela, prova a svilupparsi l'azione della Roma con Ceccarelli che difende, va da Cutruneo, Ricardinho tocca per Biscossi che prova a tagliare in diagonale per il taglio di Ceccarelli, ben contenuto da Saponara, dopo il rimpallo il pallone è giocabile per Sarmiento. Biscossi può sfidare in banda in 1 contro 1 Saponara, offre dentro a Ricardinho che con una classica isolata ha provato a rimettere in moto Biscossi. L'ultimo tocco è di un giocatore del Napoli e la rimessa in favore della Roma. Biscossi sul punto di battuta, il movimento di Ricardinho, pallone scodellato per Ceccarelli che l'aveva impattato bene di controbalzo con il collo del piede destro, è stato contenuto in rimessa laterale. Ricardinho sul punto di battuta, pallone dentro per Ceccarelli, Bellobuono con le mani, prova a trovare la posizione profonda di Saponara. E Roma che prova a ripartire con Biscossi, alza la testa, taglia il campo in diagonale a cercare Ceccarelli.
marcato da Perugino, poi era riuscito a trovare anche luce per calciare Ceccarelli. Buona giocata qui del numero 8, occhio a Saponara che sprinta tutto campo e calcia. Buona giocata da una parte e buona giocata dall'altra. Vediamo se inizieranno ad arrivare anche chiare occasioni da gol in questo primo tempo. Camelli isolato, deve calciare, trova i piedi di Biscossi e rimessa laterale in favore del Napoli. 13:36, 0-0, un paio di guizzi ma nessuna vera occasione da gol in questa prima parte di primo tempo qui al Palaolgiata. Camel calcia, ancora Biscossi e praticamente dalla stessa posizione rimessa Napoli. Stavolta cambia l'esecuzione la squadra di Angelini con Perugino che non riesce a trovare Saponara e si ripartirà con una rimessa laterale per la Roma. Ricardinho corto da Lucio Avellino. Biscossi prova a sfidare in 1 contro 1 Camel, poi transita per Avellino, dentro da Fortino. Ricardinho, Avellino, Fortino cerca il numero, pallone che però sfila innocuo oltre la linea di fondo. Bello buono con le mani, Avellino di testa, Fortino ripulisce il pallone, alza la testa, va da Ricardinho, pressato da Camella, rimessa laterale per la Roma. Se ne stanno andando i primi 7 del primo tempo. 0-0, Roma in possesso. Biscossi dentro, pallone toccato da Varela, sarà corner per la formazione di Fabrizio Reali. Si carica della battuta Lucio Avellino, il taglio di Ricardinho, pallone scodellato per Biscossi che non può coordinarsi per andare al volo, allora controlla e ragiona, Avellino sbaglia, l'imbucata per Rodolfo Fortino. E ancora una volta le mani di Yuri Bellobuono. Bollo dentro, non trova Grasso, non c'è stata deviazione. Vediamo se è rimessa dal fondo o fallo laterale per la Roma. Direi rimessa laterale della quale si incarica Christopher Cutrupi. Avellino quasi da playmaker ad impostare l'azione della Roma. Biscossi, Cutrupi porta il pallone con l'esterno, lo tocca ancora per Lucio Avellino. Biscossi pressato da De Luca, anche lui appena entrato in campo. De Luca sporca solamente il pallone che arriva giocabile per Sarmiento che prova a calciare, Grasso di testa, rispedisce il pallone al mittente. Sarà rimessa laterale per la Roma. 12 minuti 16 secondi, 0-0, poche occasioni, poche emozioni, equilibrio in questo primo tempo alla Palaolgiata. Isgro, scambio corto con Lucio Avellino, pallone per Christopher Cutrupi, con l'esterno per Antonino Isgro. Fortino, Avellino, ancora per Rodolfo Fortino. Cutrupi di prima e qui sfortunato Avellino che colpisce Fortino, ma il pallone resta nella disponibilità della Roma. Isgro ha provato ad imbucare dentro per Fortino, fuori misura. Il Napoli riparte con Grasso. De Luca alza la testa, pressato, rimessa laterale. Cutrupi prova il tocco per Fortino, l'anticipo di Grasso che è bravo anche nella difesa del pallone e a ripulirlo poi per De Luca. Bollo in bocca per Guillermao, prova ad andare Guillermao, chiuso molto bene da Isgro che non commette fallo, poi però Isgro si trascina il pallone in rimessa laterale. Qui andiamo a rivedere, non siamo riusciti a capire se il pallone fosse uscito tutto, quello di Isgro. Gli arbitri hanno comunque assegnato la rimessa al Napoli. Occhio qui che la deviazione di Fortino stava per mettere fuori causa Sarmiento. Pallone sull'esterno della rete, sarà comunque
Corner per il Napoli, ci avviciniamo, manca 1 minuto e 20 alla metà di questo primo tempo, ancora 0-0, pallone scodellato per Bolo che calcia al volo, ancora decisivo Isgro che con la testa toglie dalla porta il possibile 1-0 del Napoli. Grande giocata difensiva di Antonino Isgro, intanto qui occhio al pallone dentro per Guillermao che calcia, chiedeva un tocco con il braccio di Lucio Avellino che dice io ero con le braccia lungo il corpo, ero fermo. Grandi proteste della panchina del Napoli. Andiamo a rivedere questo episodio, seguiamo intanto però la conclusione di Grasso, bravissimo, in spaccata Sarmiento, ma adesso il Napoli inizia a crescere. Chiediamo alla regia magari di farci rivedere il possibile tocco con il braccio di Lucio Avellino. Occhio qui a Guillermao che si gira, pallone che passa sotto le gambe di Avellino e Sarmiento. 11 minuti 2 secondi, ha sbloccato la partita il Napoli, ha segnato Guillermao 1-0. Un lampo del Napoli che negli ultimi 30-40 secondi si era fatto vedere con più insistenza e qui non può intervenire Avellino, messo fuori causa anche Sarmiento e la Roma è sotto con l'ennesima giocata importante di Guillermao. Bello buono lungo, Guillermao col petto, lo contiene Avellino, a tecnica, fisico, davvero tutto Guillermao, giocatorone, quello in maglia numero 8 del Napoli. Guillermao adesso si appoggia su Lucas Bolo, De Luca, Grasso, ancora Lucas Bolo, ci stiamo avvicinando alla metà del primo tempo. Occhio a questa transizione che si sviluppa per la Roma. Avellino prova ad imbucare, pallone buono per Isgro che di prima voleva servire Rodolfo Fortino. Non era male l'idea di Isgro, letta bene dalla difesa del Napoli, rimessa a Roma Cutruppi, pallone per Isgro. 1 contro 1 in banda su Massimo De Luca, le finte di Isgro che calcia col sinistro, attento sul primo palo, bello buono. Isgro fa saltare sulla finta Lucas Bolo, poi De Luca lo chiude, occhio a Bolo che ha campo da attaccare, 1 contro 1 su Sarmiento, arriva Saponara, clamoroso salvataggio di Lucio Avellino. Adesso sta un po' sbandando la Roma che deve ritrovarsi ad un passo dal 2-0 il Napoli. Anche in questo caso Sarmiento era ormai fuori causa, ci ha messo una pezza a Lucio Avellino. De Luca, Saponara, male col piatto sinistro, né un tiro in porta né un passaggio per Grasso. È rimessa laterale, già battuta dalla Roma con Avellino che tocca corto per Isgro. Sta correndo via veloce il cronometro in questo primo tempo, 9 minuti 45 secondi, il Napoli avanti 1-0 al Palaoggiata di Roma con il gol realizzato da Guillermao. Isgro chiama i movimenti difensivi dalla sua panchina Angelini, Cutruneo in buca, Grasso di testa anticipa Fortino e allunga in rimessa laterale. Pallone che è finito sotto la tribuna e dunque arriva adesso dal tavolo del cronometrista e rimessa laterale che la Roma andrà a battere con Antonino Isgro. Avellino, Cutruneo, dentro da Fortino, il tocco di Cutruneo è fuori misura, intelligente Grasso a lasciar sfilare il pallone. Tra poco dentro Perugino al posto di probabilmente di Lucas Bolo, Saponara, Pelesigno, Grasso, Bolo dentro da Saponara, spalle alla porta contro Lucio Avellino, difende e ripulisce proprio per Pelesigno. Saponara in mezzo a due, non c'è fallo, sarà semplice rimessa laterale per la Roma.
Isgro va da Lucio Avellino, torna da Antonino Isgro, si fa vedere per dare una linea di passaggio Cutruneo. Isgro, Cutruneo, rimane lì la Roma con il doppio scambio tra Isgro e Cutruneo. Avellino, Biscossi prova ad arrivare e mette anche un po' il pallone sul secondo palo. Non era male questa giocata di Biscossi, nessuno dei suoi compagni di squadra però ci ha creduto, ha attaccato il secondo palo. Potenziale occasione sfumata per la Roma. Qui Isgro, bravo in chiusura Sarmiento, blocca il pallone, prova ad andare lungo da Biscossi che sbaglia il controllo con la coscia. È rimessa laterale in favore del Napoli, dentro Jurlina anche per Ciccio Angelini. Saponara porta il pallone, raddoppio vincente. Michel, anche lui appena entrato in campo, calcia, trova i piedi di Bello Buono. Buona giocata di Michel. Corner Roma con Riccardinho che scodella. Cutruneo si coordina, aveva anche calciato bene con il mancino. Michel apre per Riccardinho, tocco di ritorno per Michel, golasso di Michel. 8 minuti 4 secondi, ha pareggiato la Roma con il diagonale letale di Michel. 1-1, veramente bellissimo questo gol del giovane giocatore della Roma. Era stato pericoloso, sempre in diagonale poco fa, guardate come ha impattato splendidamente il pallone. 1-1, gran gol di Michel a 8 minuti e 4 secondi dalla fine di un primo tempo che direi si è definitivamente stappato al Palolgiata. Biscossi intanto controlla, calcia col sinistro. Bello Buono lungo, Cutruneo di testa, fallo di Guillermao su Cutruneo. Michel, Cutruneo dentro da Michel che ancora campo e calcia. Un'arma letale dal suo ingresso in campo Michel. Bello Buono, Perugino, Jurlina dentro da Guillermao a lottare con Di Eugenio. Il pallone è buono per il 23 che è isolato, prova a spostarselo sul sinistro, lo contiene bene Jurlina. Sarà rimessa dal fondo per il Napoli, ma c'è Guillermao a terra con Sarmiento che chiama l'attenzione degli arbitri. Ci auguriamo ovviamente non si tratti di nulla di grave per Guillermao. Un po' di storie tese con Matteo Biscossi, chiesto l'intervento dello staff medico del Napoli. 7-27, 1-1, Guillermao prima, Michel dopo. Si rialza Guillermao. Nulla di grave per il numero 8, attendiamo la ripresa del gioco. Bello Buono riparte, Perugino, Bolo alza questo pallone troppo lungo per Jurlina. Rimessa a Roma con Cutruneo, Sarmiento,
porta il pallone in buca per Di Eugenio. Non era male il pallone di Sarmiento, con Di Eugenio sfuggito per un attimo alle spalle di Jurlina, che adesso gioca il pallone su Lucas Bolo. Pelezigno è buono l'1 contro 1, se ne va Pelezigno, che prova anche a calciare, doppio rimpallo, pallone buono per Perugino, che non riesce a coordinarsi per la girata in porta. Occasione per il Napoli. che potrà comunque battere una rimessa laterale. Jurlina la lascia lì per Lucas Bolo, pallone buono per Perugino, arriva Michel che vince un rimpallo, offre a Cutruneo che prova a restituire a Michel, ma di fatto regala il pallone a Jurlina, poi da terra è bravo a lottare Cutruneo che si guadagna la rimessa laterale. Tra gli applausi del pubblico del Pala Olgiata, bella giocata di Ivan Cutruneo. Isgro porta il pallone in buca dentro per Biscossi, lo anticipa secco Grasso, ma ancora più bravo di lui Biscossi a rimontarlo e a dare una nuova chance alla Roma, con Isgro che però si trascina il pallone in rimessa laterale. Bolo, Jurlina, 1-1, 6,5 da giocare nel primo tempo. Bolo in buca, Sarmiento non lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo, lo controlla all'interno della sua area di rigore, prova a servire Fortino che va a colpire di testa, il fallo è di Rodolfo Fortino ai danni di Grasso, è il secondo fallo di squadra per la Roma, direi situazione falli abbondantemente sotto controllo da una parte e dall'altra, due commessi dalla Roma, uno dal Napoli. Occhio qui ad Avellino che calcia quasi più per allontanare il possibile contropiede del Napoli. Occhio a Guillermao murato da Lucio Avellino, poi arriva Grasso che vince il rimpallo con Cutruppi, sarà rimessa laterale per il Napoli. E poi anche gesto di fair play di Grasso che ha volontariamente sbattuto il pallone addosso a Cutruppi, si è andato a scusare con il numero 10 della Roma, che ha accettato altrettanto sportivamente le scuse di Grasso, che batte la rimessa laterale all'indirizzo di Lucas Bolo. Avellino in anticipo, Isgro con il tocco di suola per favorire ancora Avellino. L'ultimo tocco di Grasso e la rimessa laterale sarà in favore della Roma. Avellino indietro da Antonino Isgro. Cutruppi, Isgro, salta secco Lucas Bolo, calcia col sinistro Antonino Isgro. Bella giocata del numero 7 che si è preparato bene la conclusione, poi non gli è uscita un granché dal mancino che non è il suo piede forte, e allora bello buono ha già rimesso in moto Massimo De Luca. Bolo sbaglia il tocco all'indirizzo di Grasso, invita i suoi alla calma. Ciccio Angelini in panchina, pallone che viene recuperato in questo momento, ma c'è time out chiamato dalla Roma. Vuole parlarci su Fabrizio Reali. 1-1 il punteggio, un primo tempo partito un po' in sordina e poi si è acceso in termini di ritmo, in termini di occasioni e anche in termini di gol. Prima Guillermao per l'1-0, poi la splendida conclusione in diagonale di Michel che ha dato alla Roma il gol dell'1-1. Fine del time out, Roma che riparte con Cutruppi, Avellino, Fortino, Isgro e Sarmiento. De Luca, Guillermao, Bolo, Bello Buono e Grasso invece per il Napoli.
Isgro sul punto di battuta, si allontana, lascia l'incarico a Lucio Avellino che va dentro da Isgro, che finisce a terra nel contatto, nel duello con Guillermao. Direi assolutamente corretta la decisione degli arbitri di far continuare il gioco. C'è da asciugare il parquet. Qui i due compagni di nazionale, Isgro e Bellobuono, vanno a scherzare sull'episodio precedente. Iori Bellobuono che ha avuto un ruolo decisivo per riportare l'Italia agli europei di futsal nello spareggio vinto sul doppio confronto contro il Kazakistan. Decisive le parate sui rigori di Bellobuono e Carlos Dalcin. Bellobuono colpisce Fortino rischiando di abbattere il giocatore della Roma. Sarmiento, Isgro tiene vivo il pallone, arriva forte su di lui la pressione di Bolo, c'è il fallo di Lucas Bolo, sarà calcio di punizione per la Roma quando mancano 19 secondi all'ultimo quarto di primo tempo. Qui anche un gesto di fair play tra Fortino e Bellobuono, chiaramente Fortino si è reso conto che non c'era assolutamente volontarietà da parte di Bellobuono. Cutrupi ha provato a coordinarsi al volo su questa bella giocata della Roma, pallone alzato da Fortino, Cutrupi al volo col mancino, poi qui va a sporcare il pallone di Lucas Bolo, sarà rimessa laterale ancora per il Napoli. Guillermao porta il pallone, Fortino per un attimo, Guillermao prova a metterci il fisico, non c'è fallo, Grasso recupera, prova la sterzata, la lascia lì per Lucas Bolo, Isgro tocca il pallone, riesce anche a perfezionare il recupero, applaudito dalla sua panchina Antonino Isgro che ci sta mettendo grande abnegazione anche in fase difensiva. Fortino prova a scambiare con Cutrupi, Grasso controlla il pallone, favorisce l'uscita di Bellobuono che imbuca subito dentro profondo per Guillermao. De Luca, Bolo porta il pallone, non sa chi scaricarlo, alla fine trova un tocco corto per Massimo De Luca. Grasso, Lucas Bolo dentro da Guillermao, di ritorno per Lucas Bolo, Grasso in qualche modo, Bolo, De Luca, Guillermao anticipato da Lucio Avellino, Isgro, Cutrupi, muro bianco azzurro davanti a Cutrupi che allora si ferma e ragiona. Avellino, Isgro isolato in banda per puntare in 1 contro 1, in buca per Fortino, Bolo per un attimo, De Luca tocca, Grasso perfeziona e il Napoli prova a ripartire. De Luca, pallone lungo dentro per Guillermao, comodo per Sarmiento, 3,5 prima della sirena dell'intervallo. Cutruneo dentro da Rodolfo Fortino, di ritorno per Cutruneo che si ferma, ragiona e transita per i piedi di Nino Isgro, finisce a terra Cutruneo, non c'è fallo, Isgro chiede di essere isolato in 1 contro 1, poi ha un po' di spazio per calciare con il destro, lo fa male però Antonino Isgro, e subito il copione del Napoli che si ripete con il pallone imbucato dentro per Guillermao, prova il gioco con le gambe qui Saponara che però di fatto si trascina il pallone in rimessa laterale. 3-0-1, 1-1 al Pala Olgiata di Roma, prima Guillermao per il momentaneo 1-0 del Napoli, poi Michel con un gran diagonale ad impattare la partita. Saponara in anticipo su Biscossi, non si fida e allunga in rimessa laterale. Avellino per la conclusione al volo di Biscossi, si accuccia Bellobuono, rimessa laterale in arrivo per la Roma che dovrà ripartire quasi dalla linea di fondo campo. Avellino tocca per Matteo Biscossi, 1 contro 1 su Saponara, poi dentro da Rodolfo Fortino, spalle alla porta il capitano dei giallorossi, buono lo scambio tra Fortino e Biscossi e poi il diagonale di Rodolfo Fortino
ad un centimetro dal gol dell'1-0, del 2-1, chiedo scusa. C'è stata anche una deviazione sul sinistro di Fortino, sarà corner per la Roma. Buona combinazione qui dei giallorossi, non era male neanche la conclusione di Fortino. Un pallone imbucato dentro per Cutruneo, si chiude la difesa del Napoli. Ancora corner Roma, Avellino, quasi lo stesso copione, poi Fortino prova a coordinarsi al volo, era riuscito a centrare lo specchio di porta, ma troppo comodo, troppo facile questa parata per Yuri Bellobuono. Biscossi in anticipo su Perugino, allunga in rimessa laterale, fuori Fortino, dentro Michel. Adesso Roma che rinuncia di fatto ad un pivot di ruolo con l'uscita dal campo di Rodolfo Fortino. 2 minuti 16 secondi. Bollo arriva in corsa, potente il suo sinistro, adesso lascia il campo a Varela. Sarmiento prova a trovare lungo Biscossi, che ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Bellobuono, altro lancio lungo, Saponara anticipato da Cutruneo, Pellezzigno per un attimo di testa, non c'è fallo. Varela si appoggia all'indietro su Yuri Bellobuono, Cutruneo in anticipo, Riccardinho riesce a perfezionare, pallone aperto per Michel che può sfidare in 1 contro 1, è bravo a riaprire per Biscossi che calcia. Bellobuono in spaccata, lunga e rimessa laterale, già battuta dalla Roma che prova a dare ritmo al suo attacco. Michel calcia ancora, Bellobuono in tuffo, ha visto partire il pallone Yuri Bellobuono. Cutruneo al volo, stava diventando un assist per Riccardinho, l'anticipo di Michel. Biscossi di ritorno per Michel, doppietta di Michel, splendida combinazione della Roma. 1 minuto 35 secondi, la Roma è avanti con il gol di Michel, 2-1. E time out chiamato da Ciccio Angelini. Splendido l'extra pass per Michel. Che impatto del numero 11 su questa partita. Andiamo a rivedere Michel per Biscossi, Biscossi per Michel. Grande combinazione della Roma. 2-1, doppietta di Michel. E adesso gioco fermo per il time out chiamato da Ciccio Angelini. Fine del time out, la Roma ha messo il naso avanti, ha ribaltato questa partita con la doppietta in un certo senso che non ti aspetti, quella di Michel. Lucas Bollo, adesso il Napoli deve ricostruire la sua partita qui al Pala Olgiata. 1 minuto e 25 secondi al termine del primo tempo. Guillermao prova a trovare luce per calciare con il destro, riesce a farlo ma non c'entra lo specchio della porta. Rimessa laterale Napoli, Bollo, pallone per Grasso, dentro da Guillermao, tallonato da Avellino che in qualche modo propizia l'errore di Guillermao. E Roma che potrà battere la rimessa laterale ad 1 minuto praticamente dalla fine del primo tempo. Finisce a terra Lucas Bollo che chiedeva una spinta di Lucio Avellino non ravvisata dagli arbitri. Riccardinho finisce a terra. Il fallo stavolta fischiato a Guillermao. Arrabbiatissimo Lucas Bollo
che chiedeva forse equità di giudizio sui due episodi. Terzo fallo per di squadra per il Napoli, 2 ne ha commessi la Roma, ma ormai mancano solamente 50 secondi all'intervallo. Ricardinho, Avellino alza il pallone, Michel prova ad arrivare, troppo difficile anche per un clamoroso numero 11 controllare questo pallone. Bolo, Perugino, Bolo alza, Guillermao controlla, rimessa laterale per il Napoli, che potrà provare a sfruttare questa palla da fermo per costruirsi un'occasione da gol. Bolo dentro da Guillermao, che era riuscito ad arrivare in anticipo su Avellino e chiedeva di chiudere quella traccia in diagonale per Guillermao, che è sempre lì in agguato, giocatore letale, numero 8 del Napoli. Sarmiento, Fortino, grande assist per Ricardinho, che cestina la chance del 3-1, ma altra bella giocata della Roma. Bolo, Perugino, dentro da Guillermao, che cerca un tocco di prima, che di fatto però favorisce Lucio Avellino, spinto alle spalle da Grasso. Direi giusta anche questa decisione da parte degli arbitri. Netto il fallo di Grasso, quarto fallo di squadra per il Napoli, quando mancano però solamente 10 secondi alla fine del primo tempo. Un primo tempo che aveva visto la Roma andare sotto con il gol di Guillermao, poi è arrivato l'1-2 di Michel. Splendidi entrambi i gol, il primo con una bella conclusione, direi una giocata individuale del numero 11, il secondo con una bella 1-2 con Biscossi e il tocco sotto misura di Michel. Ultimi 10 secondi di primo tempo che si apriranno con il calcio di punizione in favore della Roma. Calcio di punizione battuto da Avellino. Biscossi, vediamo se la Roma deciderà di affondare o di far trascorrere questi ultimi secondi di primo tempo. Lancio lungo di Sarmiento, 3 secondi da giocare. Preoccupato Reali, che chiede ai suoi di abbassarsi all'interno della metà campo difensiva. Chiaramente il Napoli adesso proverà a forzare una giocata lunga di bello buono. Sarmiento esce, arriva il fischio degli arbitri a sancire la fine del primo tempo al Palaolgiata di Roma. La Roma era andata sotto 1-0 con il gol di Guillermao, poi l'1-2 devastante di Michel dalla panchina e i primi 20 minuti si chiudono come detto con la Roma avanti 2-1. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo di Roma-Napoli.
Ben ritrovati dal Palaolgiata di Roma, manca ancora poco all'inizio del secondo tempo di Roma-Napoli, si riparte dal 2-1 per i giallorossi, un primo tempo che era partito un po' a ritmi blandi, poi le occasioni sono cresciute, sono arrivati anche i gol, quello che ha stappato questa sfida da parte di Guillermao e poi l'1-2 di Michel, prima con una conclusione in diagonale che ha baciato il palo e si è infilata in porta, e successivamente con una bella combinazione chiusa con Matteo Biscossi. E dunque Roma che chiude i primi 20 minuti avanti 2-1. Tutto pronto per il secondo tempo, sarà il Napoli a toccare il primo pallone. Guillermao, Lucas Bolo, Pellesigno e Perugino insieme a Iuri Bello Buono, Cutruneo, Fortino, Avellino, Isgro e Sarmiento. Invece per la Roma inizia il secondo tempo, il primo possesso come detto lo gestisce il Napoli con Pellesigno ad imbucare, Cutruneo a chiudere in rimessa laterale. Pellesigno, Perugino, Bolo, dentro il pallone per Guillermao, arriva Perugino e Sarmiento è lì in spaccata, ma subito squillo del Napoli con il sinistro a rimorchio di Perugino. Ha voluto dare subito un segnale la squadra di Angelini. Bolo, Guillermao, prova a saltare Avellino, arriva la chiusura di Pellesigno, poi finisce a terra Lucio Avellino, va a dirgli qualcosa a Pellesigno. Adesso vanno a dirsi qualcosa a distanza Avellino e Pellesigno. Abbiamo rivisto qui il contatto, finito a terra Avellino. Direi assolutamente nulla da segnalare, almeno per quanto riguarda Pellesigno. Fortino prova ad imbucare di prima di tocco per il taglio centrale di Cutruneo. Guillermao, Pellesigno, Perugino sulla pressione di Fortino, deve rifugiarsi in rimessa laterale. Pellesigno che chiedeva il pallone a scavalcare la prima linea di pressione della Roma. Isgro, Fortino e Avellino torna indietro da Sarmiento. Fortino con l'esterno prova a toccare il pallone, concede però la rimessa laterale al Napoli. Siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 per raccontarvi la gara che inaugura il quinto turno della Serie A quinto di futsal. Sarà corner qui per il Napoli. Pallone per Guillermao, sulla linea di passaggio c'è Avellino, Cutruneo, Fortino, Cutruneo, prova a saltare Guillermao, prova ad andarsene Cutruneo che lotta come un leone e alla fine riesce a guadagnare la rimessa laterale. Che bravo Cutruneo, nonostante il mismatch fisico con Guillermao, si è aiutato, a dire il vero, anche un po' trattenendo per la maglia il giocatore del Napoli, ma comunque rimane la giocata di voglia di Cutruneo che è riuscito a tirare fuori una rimessa. Avellino, Fortino, arriva Lucas Bolo a toccare il pallone. Guillermao circondato da giocatori della Roma, alla fine Sarmiento al limite della sua area di rigore blocca e fa ripartire Isgro. Uno in mezzo andato nel secondo tempo, ha avuto proprio in apertura un'occasione il Napoli con Perugino. Qui Isgro prova l'1 contro 1, viene contenuto e Bello Buono prova a far correre Pellesigno, arriva prima di Sarmiento, l'ultimo a toccare proprio Pellesigno. Sarmiento lungo, Bello Buono chiama il pallone al limite della sua area di rigore
va in chiusura di testa, concedendo la rimessa in zona d'attacco alla Roma. È pronto Lucio Avellino che cerca dentro Fortino. Avellino 2 volte a provare ad imbucare, 2 volte chiude il Napoli, alla fine il pallone è buono per Biscossi, poi Cutruneo qui ha provato a girarlo di prima, l'ho fatto male però. E allora bello buono con le mani, 2 minuti esatti giocati nel secondo tempo. Pellezzigno, Saponara, Grasso, scambia con Lucas Bollo che porta il pallone e lo offre di ritorno a Pellezzigno. Grasso, Bollo, ancora per Grasso, sale forte la pressione della Roma, prova ad uscire, lo fa bene il Napoli dal pressing giallorosso. Bel tocco di prima di Pellezzigno, adesso va a dirgli qualcosa a Biscossi. Grasso per un attimo, Biscossi prova ad andare, Pellezzigno lo anticipa, Saponara calcia, rimpallo e alla fine Grasso di spalla va a contenere Biscossi, che ha qualcosa da dire a Pellezzigno, che adesso lascia il campo. Massimo De Luca, si è acceso anche il tono agonistico e di intensità di questo Roma-Napoli. Mentre si asciuga il parquet del Palaolgiata, alla ripresa sarà rimessa laterale per il Napoli, che ha sempre un gol da recuperare. De Luca, Bollo, Grasso, pallone per Lucas Bollo, di ritorno per Grasso che imbuca dentro da Saponara. Di Eugenio si appoggia all'indietro su Sarmiento, pallone in avanti con Truppi, provato a controllare, non era male il pallone di Sarmiento per Christopher Cutruppi, leggermente difettoso il controllo del 10. E allora Saponara con il Napoli che è già dall'altra parte. Saponara si gira e calcia, Sarmiento attento sul primo palo, pallone che probabilmente sarebbe comunque finito sull'esterno della rete. Non si è fidato il portiere argentino della Roma, toccando in calcio d'angolo. De Luca sul punto di battuta. All'indietro il pallone per Lucas Bollo. Bollo porta il pallone, alza la testa, voleva servire De Luca che stava però tagliando verso la porta. Si dispera De Luca. Sarmiento di Eugenio, gran controllo in corsa. Saponara arriva a ripulire, bravo Saponara nella giocata difensiva e a guadagnarsi la rimessa dal fondo per le mani di Yuri Bellobuono. Grasso, Bollo, De Luca, scambia con Grasso che imbuca dentro per Saponara, difesa del pallone e scarico su Lucas Bollo, tocco con l'esterno per Grasso, finisce a terra, trattenuto da Cutruneo. Fallo speso da Cutruneo, è il primo della Roma in questo secondo tempo, ancora nessuno commesso dal Napoli. E qui insomma netta la trattenuta di Cutruneo su Grasso, direi sacrosanto questo calcio di punizione. Bollo sul punto di battuta insieme a Massimo De Luca, 2 mancini per il Napoli. Guillermau sempre posizione profonda all'interno dell'area di rigore della Roma. La rincorsa di Lucas Bollo che va col mancino, trova il corpo di Rodolfo Fortino e la rimessa laterale. Rimessa a Napoli con Lucas Bollo. Guillermo dice a Bollo di ricominciare, ragionare ed impostare da dietro con calma una nuova azione. Bollo dentro da Guillermo. Avellino era comunque in anticipo, lascia sfilare il pallone per Sarmiento. Imbuca Avellino, Cutruppi ha provato a coordinarsi con una rovesciata, è arrivato l'anticipo di Grasso che di testa allunga in rimessa laterale.
Tocco di De Luca, Avellino si accontenta della rimessa. Pallone all'indietro per Isgro, paio di tocchi, poi Cutrupi. Grasso in anticipo su Fortino, sul rimpallo il primo ad arrivare è Cutrupi. Fortino fa sedere Bello Buono, che è strepitoso da terra a negare il gol a Rodolfo Fortino. Poi Guillermao prova ad andarsene a tutto campo, Isgro per un attimo, poi Guillermao contende il pallone a Cutrupi. La rimessa laterale sarà in favore del Napoli. Un treno in corsa Guillermao. Qui andiamo a rivedere la grande parata con il piede da terra di Yuri Bellobuono. Aveva provato a saltarlo con una finta Rodolfo Fortino. Bolo non riesce ad arrivare sul pallone. Poi ancora un tocco in rimessa laterale. Il possesso sarà del Napoli. 15 minuti 28 secondi, sempre 2-1 per la Roma. Tutti i gol nel primo tempo. Guillermao prima, poi doppio Michel. De Luca vuole lasciare lì il pallone per Lucas Bolo, chiede la distanza di Rodolfo Fortino. Grasso calcia, facile questa parata di Sarmiento che blocca all'altezza del primo palo e poi va lungo da Rodolfo Fortino. Colpo di testa di Lucas Bolo che la mette in rimessa laterale. Avellino, Fortino pensa per un attimo alla conclusione, poi riapre per Lucio Avellino, perde palla la Roma ma è bravo Cutrupi a ritornare sul pallone, a garantire un nuovo possesso. Sarmiento dentro da Rodolfo Fortino, pressato da Grasso. Avellino, lottano Grasso e Fortino, bellissimo questo duello. Guillermao prova con un paio di finte a saltare Lucio Avellino, arriva sul pallone e calcia Sarmiento a dire di no a Guillermao. Guardate ancora una volta come era andato a vincere questo duello Guillermao. Che praticamente da solo a volte tiene in piedi l'attacco del Napoli. Qui si era coordinato bene Grasso al volo. Pallonata che è andato a colpire e a battere Lucio Avellino. Sempre sportivamente con il sorriso, bello sottolineare anche questi gesti. Grasso è andato a sincerarsi delle condizioni di Lucio Avellino, i due sorridono a distanza. Partita intensa, dura ma direi veramente corretta qui al Palaolgiata. Avellino sportivamente restituisce il pallone al Napoli, a Yuri Bellobuono. Grasso sbaglia l'imboccata per Guillermao che sta avendo tantissimi minuti in campo, ma l'abbiamo detto, veramente una colonna il numero 8 in maglia bianco-azzurra. Cutruneo scambia con Lucio Avellino, non riesce a saltare il suo diretto avversario. Il Napoli ci può provare con Grasso, bravissimo Biscossi a murare la conclusione di Grasso e a concedere al Napoli la rimessa laterale. Grasso dentro da Guillermao che si impegna ma non può arrivare sul pallone. Sarmiento, Cutruneo dentro il pallone per Michel che calcia ancora una volta. Riesce sempre a trovare il tempo giusto per l'inserimento e la conclusione Michel. Avellino dentro, finisce a terra qui De Luca che si è allacciato con Cutruneo, nessun fallo per gli arbitri, si gioca Perugino. Michele in anticipo prova a tenere il controllo del pallone, poi anche lui si allaccia con Guillermao, i due hanno qualcosa da dirsi. Poi il tocco di Michele in rimessa laterale. Ammonito Michel che è andato a protestare nei confronti degli arbitri. È anche il primo ammonito della partita
ma anche il giocatore che almeno fino a questo momento la sta decidendo. Intanto cartellino giallo anche per Guillermao. I due che erano andati quasi faccia a faccia alla fine sono stati puniti da un cartellino. (13 minuti 39 secondi) resiste il 2-1 della Roma. Il Napoli che potrà battere una rimessa laterale con Perugino. Tornato in campo Pelezigno che apre per Grasso, si ferma Perugino, pallone dentro. Qui Avellino sportivamente chiede a Cutruneo di fermarsi, si è subito reso conto di aver colpito Grasso. Andiamo a rivedere. È arrivato come un treno in corsa Avellino che ha colpito Grasso. Direi sportivamente Avellino ha capito di aver colpito Grasso, ha chiesto a Cutruneo di mettere il pallone in rimessa laterale. Rimessa che sarà per il Napoli. Con Saponara che restituisce a Sarmiento. Sarmiento lungo da Michella, troppo lungo questa volta il lancio di Sarmiento. Bello buono. Saponara non arriva di testa da un portiere all'altro. Sarmiento con le mani non va corto da Cutruneo ma da Michel. Fortino in buca di prima per Cutruneo che prova a coordinarsi. Era complicatissimo per Cutruneo che in qualche modo è riuscito ad impattare il pallone. Bello buono, ultimi 13 minuti da vivere in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Perugino alza questo pallone, poi lo tocca all'indirizzo di Saponara, spinto alle spalle da Avellino, non c'è fallo, sarà rimessa laterale per la Roma. Sarmiento alza la testa, vuole il pallone lungo, Grasso di testa, né Pelezigno né Perugino riescono a tenerlo in campo. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma, 12 minuti 40 secondi, 2-1, Cutruppi Cutruneo. Fortino, Cutruneo in buca dentro, l'anticipo di Perugino, la conclusione di Pelezigno. C'è stata una deviazione, sarà corner per il Napoli. Perugino si incarica della battuta, va dentro da Saponara. Fortino ripulisce l'area di rigore, apre per Isgro che con calma preferisce ragionare e transitare per i piedi di Cutruneo. Fortino pressato da Grasso che alla fine con grande grinta gli sfila il pallone, prova anche a portarlo Grasso, finisce a terra, fallo commesso da Rodolfo Fortino. Ancora qualche minuto, poi vi chiederemo di votare sulla nostra diretta quello che secondo voi è il migliore in campo di questa partita. Qui andiamo a rivedere il fallo di Fortino su Grasso, calcio di punizione per il Napoli, è il secondo fallo di squadra per la Roma in questo secondo tempo. Ancora nessun fallo commesso dal Napoli, fuori Grasso, dentro Varela. Vediamo se Varela andrà dritto in porta. Sarmiento attento a dire di no alla conclusione di Varela. Rigettato nella mischia ad Angelini solo per battere questo calcio di punizione, specialista in queste situazioni, numero 77 del Napoli. Bolo
dentro da Guillermao. Occhio qui che Fortino arriva per spazzare il pallone e stava per metterla nella porta sbagliata. Sospirone di sollievo sulla panchina della Roma. Pellegrino, Bolo, Avellino a mettersi sulla linea di passaggio. Rimessa laterale Napoli con Pellegrino, il contromovimento di Lucas Bolo che tocca ancora all'indirizzo di Pellegrino. Gestisce, scarica su Lucas Bolo che va dentro da Guillermao che si gira, calcia ancora Sarmiento e ancora Avellino presente a mettere in rimessa laterale. Qui Guillermao è andato anche a congratularsi con Sarmiento, diventato protagonista in questa fase di partita. Bolo calcia forte sul secondo palo, Isgro lascia sfilare il pallone, non riesce a toccarlo in allungo Pellegrino. Qui Isgro va a spingere alle spalle Lucas Bolo che poi quasi di reazione va a restituire la spinta a Isgro. Secondo ammonito per il Napoli dopo Guillermao, giallo anche per Lucas Bolo. (11:30), 1:30 alla metà del secondo tempo, 2-1 Roma e possesso Napoli con Perugino. Bolo, Pellegrino, Perugino, Bolo. Perugino in buca dentro per Guillermao che prova a difendere, viene scippato da Isgro che calcia, poi Isgro è sfortunato perché dopo il rimpallo il pallone gli finisce sul destro. Si scusa anche con Avellino perché si era sganciato il giocatore della Roma all'altezza del secondo palo, preferito andare alla conclusione. Isgro che come detto è stato anche poi sfortunato nel successivo rimpallo. Il Napoli ritrova il possesso con Pellegrino che transita per i piedi di Perugino. Bolo, Guillermao, spalle contro Lucio Avellino. Bolo alza, Sarmiento spara in rimessa laterale, molto attento Sarmiento che forse poteva fare qualcosina in più in occasione del gol dell'1-0 del Napoli, ma è stato poi letteralmente perfetto nel resto della partita. Avellino ancora di testa ad anticipare Guillermao che si dispera perché il pallone era preciso per Guillermao. Pellegrino, Bolo, Coutrupi è lì ad aspettare la conclusione di Lucas Bolo. Altro pallone che vola in tribuna e altra rimessa laterale per il Napoli. Grasso, Avellino a lottare con Guillermao. Qui altro pallone fuori, la rimessa laterale sarà in favore della Roma. 10:29. Ci avviciniamo a grandi passi alla metà del secondo tempo. Biscossi, Isgro all'indietro per Sarmiento che con calma trova Avellino. Occhio al pallone intercettato per un attimo da Guillermao, ancora molto presente Avellino, poi dall'altra parte Biscossi ha una posizione letteralmente impossibile, provato a girare in porta il pallone. Avellino ancora in anticipo su Guillermao e poi Isgro sbaglia il controllo e regala la rimessa laterale al Napoli. Bolo, Grasso, Pellegrino. Guillermao prova a contendere il pallone ad Avellino.
Isgro, un paio di doppi passi, poi il pallone per Lucio Avellino che prova a far correre ancora Isgro, che è bravo a tenere in campo la sfera, alla fine viene chiuso da Lucas Bolo. La rimessa laterale sarà in favore della Roma. Qui a braccio tra Grasso e Isgro. Rimessa laterale per la Roma, come detto, a 9 minuti e 44 secondi dalla fine di questa partita, tutto nel primo tempo. Prima Guillermao, poi due volte Michel. Ricardinho, Avellino preferisce ragionare, transitare per i piedi di Sarmiento. Pallone alzato, bello buono in anticipo, in avanti subito per Guillermao che controlla, ma ancora una volta bravissimo Avellino, anche grazie alla collaborazione di Isgro. A campo Ricardinho che fa sedere un avversario che era Guillermao, che ha sprintato a tutto campo per dare una mano anche in difesa. Giocatore totale Guillermao. Fuori Avellino, dentro Cutruneo. Ricardinho chiama la pressione alta Angelini. Saponara qui prova a contendere il pallone a Cutruneo, semplice rimessa laterale in arrivo per la Roma. Ha rischiato anche l'intervento in gioco pericoloso Saponara, gli arbitri hanno lasciato correre e la Roma che spreca questo possesso. 9 minuti 5 secondi, adesso si è un po' più spezzettata la partita, una partita però ancora lunghissima da vivere insieme. Bello buono con i piedi, corto da Max De Luca che alza questo pallone, finisce ancora una volta in tribuna. Rimessa laterale per la Roma, non aveva linea di passaggio De Luca che ha sparacchiato direttamente fuori questo pallone. Isgro, Cutruneo. Isgro a gestire il possesso, ad offrire il pallone a Ricardinho. Prova la giocata qui Biscossi, chiuso da Grasso, sarà rimessa laterale per la Roma. 8,5, 2-1, possesso Roma con il pallone di Biscossi per Ricardinho. Raddoppiato Ricardinho, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è il suo. La rimessa laterale sarà in favore del Napoli. Bello buono. Adesso partita che sembra un po' tornata sul copione dell'apertura del primo tempo, tanta intensità da una parte e dall'altra, ma poche conclusioni e poche occasioni da una parte e dall'altra. Perugino prova a saltare Cutruneo che commette fallo secondo gli arbitri. Terzo fallo di squadra per la Roma, ancora nessuno dal Napoli. De Luca, pallone per Perugino. Grasso, Ricardinho. Di Eugenio, dentro il pallone per Ceccarelli, tornato in campo, anche il numero 8 della Roma. Cutruneo. Ceccarelli, pallone toccato in rimessa laterale. L'asse under, diciamo così, della Roma. Qui poi Ricardinho mette in mezzo questo pallone. Il Napoli prova a ripartire ma è costretto a fermarsi. Grasso che preferisce ragionare. Tocca l'indirizzo di Pellegrino. Con l'esterno il pallone per De Luca. Dentro per Grasso. Spalle alla porta. Prova a girarsi. Non c'è fallo di Cutruneo. Una serie di tocchi e Grasso da terra riesce a favorire Bello Buono che sale, palla al piede e calcia. E lì ad aspettarlo però, a murarlo Ceccarelli. Ceccarelli e Guillermao chiedono che venga asciugato il parquet del Palaolgiata.
Pellegrino prova ad andarsene su Riccardinho, non c'è fallo, la Roma potrà battere la rimessa laterale. 7 minuti 11 secondi, Riccardinho all'indietro per Sarmiento. Bolo di testa, Ceccarelli, serie di gambe, alla fine la Roma ne esce con il possesso, poi Ceccarelli non riesce a controllare il pallone, adesso lascia il campo a Rodolfo Fortino. De Luca a battere la rimessa, offre il pallone a Yuri Bellobuono, calcia, si è tolto Guillermao, poteva essere molto insidiosa questa situazione per Sarmiento, che adesso è al limite della sua area di rigore, blocca e serve Rodolfo Fortino, spalle alla porta, rimorchio di Riccardinho, la deviazione 2 contro 1 che si sviluppa per il Napoli con Guillermao che porta il pallone, lo offre a Bolo che spacca il palo, occasionissima per il Napoli. Gran conclusione di Lucas Bolo a 6,5 dalla fine della partita, time out chiamato dalla Roma, ma ha avuto una grande chance il Napoli. Andiamo a rivedere, era partito benissimo quel mancino a Lucas Bolo, il palo a salvare Sarmiento e la Roma. Gioco fermo, time out chiamato da Fabrizio Reali che vuole sistemare qualcosina in fase difensiva. Vediamo se e quando il Napoli eventualmente deciderà di giocarsi la carta del portiere di movimento. Nostre telecamere adesso a pescare le indicazioni di Ciccio Angelini. Rimessa a Roma con Antonino Isgro ad aprire per Sarmiento, pallone in avanti, Bellobuono lo blocca all'interno della sua area di rigore. Pellegrino prova il tunnel, un paio di tocchi, sarà rimessa per la Roma. Pellegrino di testa con un colpo di tacco prova a far correre De Luca, prima ad arrivare sul pallone è Rodolfo Fortino che adesso tocca all'indietro per Sarmiento, arriva Pellegrino, stava per combinare il pasticcio Sarmiento e alla fine sarà corner per il Napoli. Andiamo a rivedere dopo il rimpallo, pallone che è carambolato addosso a Sarmiento. Pellegrino al volo, Sarmiento a mani aperte a respingere in rimessa laterale, ma adesso ha avuto due grandi occasioni il Napoli, questa un po' anche fortuita per Pellegrino, ma in precedenza c'era stato il palo di Lucas Bolo. È tornata a crescere la squadra di Ciccio Angelini, 6 minuti 1 secondo, 2-1, una partita che resta assolutamente in bilico. Pallone imbucato per Guillermao che chiedeva un fallo di Lucio Avellino. Poi un paio di parole non esattamente ripetibili all'indirizzo degli arbitri da parte di Guillermao. Adesso pallone che arriva a Sarmiento, dentro da Rodolfo Fortino, marcato da Pellegrino, difende Fortino, tocca per Avellino che imbuca per Isgro. Poteva colpire solo così quel pallone Isgro, scappato alle spalle di Lucas Bolo, provato ad indirizzarlo in porta, rimessa dal fondo per il Napoli. È pronto Yuri Bellobuono. Pellegrino. Grasso. Decisamente più impegnato Sarmiento di Bellobuono in questo secondo tempo. Bellobuono provvidenziale però in apertura di ripresa, quando è andato a sventare il possibile gol di Rodolfo Fortino. Qui Guillermao si dispera, forse
il primo errore della partita di Guillermao, che anche stasera ha giocato una gara di grandissima sostanza. Isgro prova a difendere il pallone, non c'è fallo, batte in fretta Grasso, il pallone è imbucato per Guillermao, ma ancora un tocco di un giocatore della Roma. Sarmiento con le mani, lungo da Matteo Biscossi, che prova a controllare, ci riesce, vediamo se riuscirà a tirare fuori qualcosa da una situazione difficile, alla fine perde il pallone. Bello buono, si allacciano qui Guillermao ed Avellino, ancora le proteste di Guillermao, l'imbucata dentro, Biscossi non arriva, bello buono ripulisce, pallone lungo per Guillermao, Avellino di testa, occhio qui a Biscossi che prova ad andarsene, a Lucas Bolo, arrivato con un attimo di ritardo il giocatore del Napoli. Fallo fischiato a Lucas Bolo, è il primo di squadra per il Napoli in questo secondo tempo. 3 ne ha commessi invece la Roma a 4 minuti e 16 secondi dalla conclusione di questa partita. Qui andiamo a rivedere il lancio di Bello Buono, il tocco di testa di Avellino, presente ancora una volta Sarmiento. Iniziamo ad interagire con voi e a chiedervi il vostro migliore in campo. Qui finisce a terra Fortino, spinto da Grasso, con Avellino che mette in rimessa laterale il pallone. Tanto time out chiamato dal Napoli. Time out chiamato da Ciccio Angelini. Non ci sembra di vedere portiere di movimento in arrivo per il Napoli. A 4 minuti dalla fine di questa partita. Scriveteci, votate quello che è il vostro migliore in campo commentando la diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Arrivano le prime votazioni con il primo titolo, diciamo così, la prima segnalazione come MVP a Lucio Avellino, che effettivamente ha giocato una grandissima partita difensiva su Guillermao. È chiaro che qualcosa a un giocatore del livello di Guillermao nel corso di una partita glielo devi concedere, ma Avellino veramente partita da leader. Eccolo il portiere di movimento, smentiti immediatamente da Angelini, che mette De Luca con la maglia gialla. Anche Miguel scelto da voi come migliore di questa partita, chiaramente è suo il marchio su questo 2-1 della Roma. Doppietta di Miguel nel primo tempo. Portiere di movimento in campo per il Napoli a 4 minuti dalla fine. Fischi dalle tribune del Palaolgiata, che capisce l'importanza del momento. La Roma è avanti 2-1, prova a telecomandare dalla sua panchina Fabrizio Reali, muove il pallone il Napoli, portiere di movimento decisivo nella vittoria in rimonta per 3-2 sul campo dell'Ecocity. Grasso, Guillermao, tocca il pallone per Lucas Bolo, De Luca, possesso del Napoli che senza fretta muove il pallone, prova ad indurre all'errore la fase difensiva della Roma. Bolo, Varela, calcia Sarmiento, risponde presente.
Bolo, Varela, sempre possesso per il Napoli. Stiamo entrando negli ultimi 3 di questa bella partita. Varela calcia, pallone toccato in rimessa laterale da Di Eugenio. Grande pathos per questi ultimi 3 minuti, iniziati ora, 180 secondi da giocare al Pala Olgiata. Bolo prova a portare il pallone, ancora una volta Di Eugenio a chiudere. Bolo per De Luca, fischi del pubblico che voleva che il Napoli restituisse il pallone alla Roma, come era stato fatto in precedenza dalla formazione giallorossa. Siete sempre molto attenti, vi ringraziamo che seguite la nostra diretta. Grasso, Varela, Bolo porta il pallone e calcia, e altro palo colpito da Lucas Bolo. Secondo legno del Napoli. Cutruppi per un attimo, Varela anche un paio di tocchi, alla fine Isgro a puntare Varela. La finta di Isgro che prova a piazzarla sul palo lungo, Varela per un attimo e poi la Roma che si accontenta della rimessa laterale. Adesso si alza forte l'incoraggiamento dalle tribune del Pala Olgiata per la Roma, che deve difendere questo gol di vantaggio. Avellino di testa per un attimo Pellesigno, che non riesce a tenere vivo questo pallone. Isgro all'indietro, Sarmiento recupera la posizione, alza la testa, va lungo, rimessa laterale per il Napoli che può rimettere dentro il portiere di movimento. Bollo, De Luca, Varela, Grasso e Guillermao. 1,5 da giocare. Bolo con l'esterno, tocca il pallone per Varela. De Luca, Bolo, Grasso. Varela va da Grasso, muove il pallone il Napoli, che però adesso deve provare ad inventarsi qualcosa. Bolo, De Luca sbaglia il controllo, Sarmiento non va alla conclusione, preferisce trovare Cutruppi che controlla, prova il pallonetto, pallone che bacia il palo ad 1 millimetro dal colpo del KO la Roma con Christopher Cutruppi, e c'è da soffrire per la squadra di Fabrizio Reali. Ultimi 40 secondi, tutto in piedi il pubblico del Pala Olgiata, a vivere con grande trasporto questo finale. Fortino chiude in rimessa laterale ed esulta. Rimessa a Napoli con Varela. Bolo, Varela, Grasso, ancora per Varela, 20 secondi. Bolo prova a rientrare sul sinistro e a calciare, deviazione corner per il Napoli. Grasso a battere veloce, all'indietro per Varela, ultimi 10 secondi, vediamo se riuscirà a trovare il guizzo il Napoli. Grasso, Bolo in angolo da De Luca che risputa fuori per Bolo che calcia la schiena di Eugenio. 3 secondi, ultima preghiera per il Napoli. Varela sul punto di battuta, pallone imbucato dentro, ancora un tocco,
Se n'è andato però un altro secondo, 2 alla fine. Grasso calcia, pallone alto sopra la traversa, finisce qui con la doppietta di Michel. In rimonta la Roma batte 2-1 il Napoli al termine di una splendida partita qui al Palaolgiata di Roma. Onore ad entrambe le squadre che ci hanno messo cuore, ci hanno messo intensità. Fino all'ultimo ci ha provato il Napoli, che però esce sconfitto 2-1 dal Palaolgiata di Roma. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il saluto e un buon proseguimento di serata vi arriva da parte di Mattia Esposito.